Lei è un'attrice di cinema, di teatro, è la nostra cowgirl, la nostra playmate. Voglio sentire il rodeo Simona Mancini! Ve la lascio! Ringrazio Stefano che mi ha dato la possibilità di conoscere questo mondo, e ringrazio anche Emanuele, che conosco da un po' e che è un bellissimo amico, un grande professionista. E essere qui per me è importantissimo, perché mi sembra di vivere un po' in una favola, no? Ho i ricordi da bambina di questi film western che mio padre mi faceva vedere, ve lo dico per forza, perché mio padre mi faceva vedere tutto per forza, però lo devo ringraziare, perché se sono un'attrice lo devo anche a lui e a queste sue forzature. Io ho avuto l'onore di conoscere Stefano, che è, dicevo, un grande professionista, ma anche un uomo di una grande umanità, e quello che voglio dire in poche parole è che chi fa questo mestiere ha bisogno sia di cuore che di tecnica. Lui il cuore ce l'ha, ci crede, ci mette amore in quello che fa, e io sono qui principalmente per questo e per tutti voi. Grazie. Grazie amici di Roma Country Radio. Grazie di essere qui ragazzi. Ciao. Ciao Franco, ciao Piero. Insomma, che cosa sta succedendo a Roma Country Radio? Lo vogliamo dire? Lo vuoi dire te? Diciamo noi. Beh, intanto cominciate voi, dai. Allora, noi, Stefano è un amico che seguiamo da tanto, ci è sempre piaciuto e ci è sempre piaciuta la sua cultura che ha nella cinematografia western. E stavo pensando un giorno davanti a un bel bicchiere di vino, cioè che ci inventiamo per quest'anno? Ok, facciamo uno speciale sulla musica nei film western. Diciamo, chi possiamo chiedere consiglio? Chi possiamo chiamare? Stefano. Abbiamo chiamato Stefano, abbiamo organizzato una bella cena, l'abbiamo fatto bene per bene, e da una trasmissione di una volta uscirà fuori uno speciale che durerà tutto quanto l'anno, quindi una volta al mese tireremo fuori una puntata, partiremo dalla storia della cinematografia western dei primi Novecento fino ad arrivare ai giorni d'oggi, spazieremo sia dal western al semi-western con tutta la musica country e non country che c'è nei film. In effetti è un percorso un po' parallelo a quello di questa sera, perché questa sera poi vedremo la presentazione dei contenuti speciali del film, dove raccontiamo che in chiaro, in maniera non esaustiva, perché era impossibile, la storia del cinema western. Però c'è di diverso che Roma Country Radio lo facciamo per la musica, quindi partiremo addirittura dai primi film, quando i cowboy erano canterini all'inizio, quindi parliamo proprio delle origini. Parleremo anche della musica country usata nei film western e anche della musica non country, come ad esempio il pianeta Morricone, che è completamente a parte, e faremo questo percorso con gli amici di Roma Country Radio. Sarò molto breve. Ho conosciuto Stefano Iacurti nel secolo scorso, no, nel 99, perché lui è stato uno dei primi filmmaker che è venuto alla trasmissione Corto Notte che abbiamo realizzato a T9. Quindi oggi vediamo questi contenuti speciali del film, che sono stato onorato di curare in qualche modo e lavorare per te per questa produzione. Ma i progetti sono tantissimi e credo che in questa sala ci sia l'humus per generare, far crescere sicuramente almeno 3 o 4 o 5 film western che si faranno, ne sono sicuro al 100%, certo. Sotto la tua ala protettrice e anche sotto la tua guida. Le novità che ti voglio dire oggi, visto che so a tutti una novità, ci sono importanti. Dunque, nel 2016 cercheremo di rifare Corto Notte, che è stata la prima trasmissione dedicata ai cortometraggi al cinema indipendente e anche al western, quindi è comunque una notizia che vedrete presto in rete, ma anche speriamo in televisione sul serio, in tutte le sue forme.